È arrivato Passariello, attenzione, battaglione, e esce da pazzo padrone, a serro sraccio, o si guaglione. La prima forma di pubblicità della storia del Regno di Napoli, quando non c'era internet, non c'erano le televisioni e le radio, era sicuramente questo artista di strada, lo chiameremo oggi, un imbonitore dei secoli passati che era O Pazzariello. Indossava questa improbabile uniforme borbonica con questa grossa feluca con la quale si dava importanza. E poi c'erano anche Pazzarielli che portavano appresso delle piccole bande musicali, Putipuca, Cavelle, Scetavaias o Tricca Ballac. Ecco, declamava e reclamizzava i prodotti dell'osteria, della cantina, della macelleria che si era aperta e fu immortalato nel meraviglioso film di Vittorio De Sica che conosciamo tutti, L'oro di Napoli. Soffrono preoccupazione, o la gonna regina si era avuta una cantina, te novina, e quanto è buona la signorina, si è indorsata con la sprina. Sì, perché la tiritera di questa pubblicità non solo a volte poi riguardava i prodotti, ma si estendeva anche alle qualità del proprietario, o meglio ancora della proprietaria, e quando, come è noto, quando la tavernara è buona, o conto è sempre cara. Corrite là con la regina cantina, sì, non le è arrivato vino buono, là ci stanno 100 qualità di vino, ci sta la llana, la sprina, 100 votte di gragnana, corrite va da prezzo che la frenesce. Lui voleva scimmiottare anche un altro personaggio della Napoli del Seicento, che era la Trummetta Vicaria. Sì, quando la Vicaria emetteva una nuova prammatica, una nuova legge, il banditore andava pontone e si annunciava con una trombetta, quindi era colui che diffondeva le notizie, come fa il Pazzariello, come faceva un altro personaggio della Napoli antica, la Capera. La Capera era teoricamente la pettinatrice a domicilio, ma era più nota per le sue qualità di trasmissione delle notizie, magari poi ingigantite ad arte. Ma quando la cantina ormai era aperta, l'oste aveva aisata a frasca, così si usava dire. Sì, perché la frasca era la forma di pubblicità più antica della storia. Per indicare che c'era il vino buono, gli osti mettevano un ramo fronzuto all'esterno dell'osteria, una frasca. Ma quando, come sapete, il vino ormai la sera era finito, l'oste diceva al ragazzo di bottega: voglio l'uamma frasca mese, come a dire, chiudiamola qua, finiamola qua, evitiamo, diciamo, l'escalation della contesa. Ecco perché la frasca era allora la prima forma di pubblicità. Attenzione, battaglione, è buona ma parola, professore, che saluta a noi, e chi ne devozione, e Sulisso ci può dare tutte le spiegazioni, troppa una bella lezione. Sì, vabbè, Salvatore Totoro di Guarracini, uno degli ultimi pazzarelli napoletani, ma non ci scordiamo che quando il vino è buono, quando la cantina è buona, si viene senza pazzariello e senza frasca.